Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi siamo a Codroipo e andiamo tra poco a conoscere il signor Catalan che gestisce l'edicola Tabacchino proprio qui in questa zona centralissima del paese. Di che cosa parliamo? Beh, questa settimana il settimanale Il Friuli pubblica una interessante inchiesta dedicata ai vaccini. Per legge i bambini in età scolare devono essere vaccinati e immunizzati contro alcune delle malattie più diffuse, però non sono ovviamente rose e fiori. Ci sono tanti problemi, tante polemiche, tante scartoffie, valanga di carte, bambini tenuti separati, sicurezza sanitaria non garantita, famiglie e insegnanti abbandonati a loro stessi. E allora Maria Ludovica Scinco e Alessandro Di Giusto ci guidano in questa giungla dei vaccini tra pro e contro, naturalmente. E poi tanto utili per diciamo mettere un po' i limiti, i freni a chi ama accelerare e premere sull'acceleratore, ma anche molto odiati. Stiamo parlando dei velo ok, che sono i nuovi nemici di chi appunto va un po' troppo oltre i limiti, e molti dei comuni friulani se ne sono dotati, ce ne sono sempre di più. E cattiva notizia per chi ama superare i limiti di velocità, saranno anche di più, ce ne saranno di più, e allora vedremo dove. E poi ovviamente focus anche qui su Codroipo e su quelle che sono le priorità del comune, tra naturalmente viabilità e anche scuola. Adesso però andiamo a conoscere i nostri edicolanti e a commentare con loro le notizie del giorno. Eccoci arrivati, siamo all'interno dell'edicola gestita dal signor Maurizio Catalan, qui diamo il buongiorno, e accanto a lui Sara e Monica, due dipendenti storiche. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dicevamo, edicola aperta dal 2000. Qua in centro a Codroipo, in una delle zone che adesso è un po' oggetto di, diciamo, ristrutturazione. C'è stata comunicazione da parte del comune che ci ha detto che hanno questo progetto e quindi stanno valutando un attimino come fare e in che maniera, perché qui c'è una grandissima viabilità, perché abbiamo 4 frazioni che ruotano in questo angolo di Codroipo. E logicamente sì, il parcheggio serve tantissimo, non c'è un parcheggio libero, o perlomeno un parcheggio dove ci possa parcheggiare tranquillamente a rotazione. Ha bisogno Codroipo di essere, come dire, un attimino presa in considerazione in un'altra maniera, perché ha bisogno, cioè, è un bel centro, cioè, ruotano molte frazioni, molta gente, è importante, è il secondo comune del Friuli dopo Udine, quindi sì. Avrebbe bisogno secondo me di essere un attimino più preso in considerazione anche da politici un attimino un po' più importanti, no? E questa settimana Alessandro Di Giusto ci ha portato sulle strade del Friuli, dove i limiti di velocità purtroppo non vengono molto rispettati e insomma spuntano come funghi i controlli di velocità, i famosi bidoncini arancione. E insomma a tutti capita a volte di andare oltre i limiti. Cosa ne pensa? Era meglio la pattuglia? Invece sono un valido deterrente? Che cosa ne pensa? Ma lo sappiamo che avere pattuglie dappertutto non è possibile, perché sì, è personale che costa. Avere questi, chiamiamoli funghi, perché nascono come funghi, sì, è un bel deterrente, almeno per quanto mi riguarda sì. Questa settimana abbiamo dedicato la copertina alle scuole nel caos dopo l'emergenza, insomma, vaccinale, nel senso tutti i bambini in età scolare devono essere vaccinati. Siamo però a Codroipo, proprio il centro da cui è partito, in realtà è partito dal Veneto, ma qui poi si è allargato a macchia d'olio lo scandalo dei vaccini. Sì, siamo proprio dentro. Io ho una figlia di 8 anni ed è fra i bambini non vaccinati. Quindi in pieno scandalo, e abbiamo dovuto riprendere in mano tutto, aspettare, essere richiamati, chiamare, poi là c'è sempre confusione, non si sa, si prendono appuntamenti, hanno avuto problemi e robe. Comunque adesso abbiamo dovuto riprendere in mano tutto l'iter. È stato un colpo, immagino, da genitori, no? Che pensano di aver immunizzato i figli, e poi questa scoperta a 8 anni peraltro. A 8 anni sì, non si va tranquilli, ci si fida delle persone a cui si affida i bambini, comunque non si può pensare una cosa del genere. Lascia un po' senza parole, no? Senza parole, sinceramente i miei pensieri sono diversi. Il primo è perché.
cioè non ha una cosa che secondo me non ha senso. Giusto anche che si sappia se un bambino è vaccinato o non vaccinato e si prendano dei provvedimenti. Esattamente, e i genitori devono prendersi anche la responsabilità di questa loro scelta, che è assolutamente legittima, però insomma tutti i ragazzini devono essere tutelati. Sono nati dei comitati, dei gruppi di genitori e si vogliono organizzare per anche aprire degli asili nido o comunque delle strutture private in modo tale da poter mandare i bambini che sono invece figli di genitori che sono contrari ai vaccini. Cosa ne pensi? Non lo sapevo questo, non sono d'accordo perché vabbè, comunque è un ambiente limitato la scuola, poi lo stesso c'è lo sport e i bambini stanno insieme in altri momenti. La scuola, l'asilo è solo un momento della loro vita. Qui non c'è parcheggio, vengo a fare la spesa e mi fermo qui, vado a prendere il mio giornale, c'è la farmacia che è comoda e dove si va a parcheggiare qui. Infatti non c'è parcheggio e poi alcuni ci dicono anche ci sono dei marciapiedi non proprio tenuti benissimo, tante foglie, la città non sembra... A Passariano a 4 km, là che sono i pipinotti di Passariano, no? Sopra là, no? Hanno fatto un parcheggio che sta a 100.000 macchine e qua niente a Codroipo. È vero, un po' di parcheggi in più, perché a volte, cioè invece di essere quelli del supermercato, sono quelli fuori e parcheggiano qua. Infatti hanno messo un controllore, no? Ecco, sì. Questo è vero, d'altronde è così e così. Quindi ci vorrebbe qualche parcheggino in più. Perché no? Lei abita a Codroipo o viene da qualche... Nei paesi vicini qui. Da che frazione? Comune Cammino del Tagliamento. Quindi è anche fuori comune, però comunque le attività evidentemente commerciali le piacciono. Siamo sempre qua perché non c'è niente nei paesetti più. È molto ristretto il numero dei parcheggi e molte volte si ritrovano parcheggiati sulla strada o sulle strisce pedonali, molte volte sì. È anche un centro insomma parecchio attivo perché ci sono tanti negozi. Molto grande, si trovano parrucchieri di tutto in giro eppure c'è solo questo spazio per parcheggiare. Sì, lotta per il parcheggio, diciamo. I famosi bidoni arancioni spuntano come funghi ovunque. Cosa ne pensi? Era meglio la pattuglia? Vanno bene? Sono un deterrente valido? Ma secondo me, per l'uso a cui sono progettati sarebbero utili, solo che poi gli automobilisti se ne fregano comunque, per cui risultano piuttosto inutili, è solo un inutile spendere soldi. I parcheggi a Codroipo ci sono, basta fare 100 metri in più. Quindi è una questione di pigrizia? Ma logico, davanti alla farmacia l'altro giorno una signora con un SUV, si dice così, perché lei è una VIP, Very Italian Peregrine, volevo entrare, io ho detto alla farmacista, aprite le porte anche qua, che facciano un giro di macchina, non vogliono fare 50 metri, ci sono i parcheggi davanti alla piscina, di quella zona lì, ci sono. Voglio dire, una bella passeggiata a piedi, una camminata fa anche bene, no? Poi c'è gente negli uffici qua la mette alle 8 del mattino, via 6 di sera, mettete un po' i parcheggi a orario, vedrai che qualcuno si sposta un po' lontano, vado un po' su di qua, ci sono parcheggi, io li trovo sempre, non so di altri. Oddio, non devo andare in macchina dentro, tutto lì, non ho altro da dire. Le faccio un'altra domanda sempre in ambito automobilistico. Spuntano come funghi le colonnine arancioni per il controllo della velocità, in particolare nei paesi. Cosa ne pensa? Funzionava di più la paletta e la gente o secondo lei funziona? Funziona bene quella lì, 56 euro ho pagato l'altro giorno a Mortegliano, basta, non dico più niente. Allora è un testimonial ideale lei? Oggi, la settimana scorsa ho pagato, sulla Napoleonica, allora andavo 86, era 80. Penso che è giusto che i bambini si vaccinino e vadano a scuola vaccinati perché è molto importante. Codroipo è al centro anche dello scandalo vaccini. Ho sentito, so il problema qual è, quindi è una cosa giusta, secondo me, tenere conto di questo. Senta, lei mi dice io uso la bicicletta e girare invece per le strade ci sono piste ciclabili? Ma abbastanza, non è che sia al massimo. A Codroipo abbiamo piste ciclabili tante, no? Ma in certi posti non ci sono tante piste ciclabili, no? Lei è un ciclista allora più che un automobilista?
Sì, mi piace andare in giro a vedere, no? E quindi dice, se ci fossero più piste sarebbe un beneficio per la sicurezza di chi va sulle due ruote. Sì. Qua abbiamo la Villa Marin che è tutto pieno di piste ciclabili lì in giro, no? Anche qua a Quadroipo ci sono tante, però le macchine aumentano sempre. Edicola Friuli anche per oggi finisce qui. Io ringrazio rispettivamente in ordine di vicinanza Monica, Sara e Maurizio. Grazie a tutti e un auguro buona giornata a tutti quanti e grazie di nuovo. E il prossimo appuntamento è a Udine nell'edicola di Via Montegrappa. Ci vediamo venerdì prossimo sempre qui su Telefriuli. Ciao!